Lega Nord di Padova a sostegno dei poliziotti. Ma ci mancherebbe, e a sostegno, perché io trovo drammatico, se non fosse ridicolo, che la polizia debba perdere tempo per difendersi dalla denuncia di un fighetto con il capello biondo, il collarino al collo, il maglioncino di cashmere, l'avvocato di fianco che lo difende, insomma classico esempio da impiegato della mutua che troviamo un po' nei film di secondo ordine, e la polizia si deve difendere da sti fighetti qua. Io credo che la polizia abbia altre cose da fare, debba andare a difendere la signora che è stata massacrata ieri a Limena, questo è il loro lavoro, e non possa perdere tempo per questi casi sociali pedro che continuano a inquinare la nostra città. Prima il Veneto Punto, un nuovo movimento che si è creato, ecco, loro dicono la Lega è morta, voi cosa rispondete? Vabbè, la Lega dicono che sia morta ormai da 30 anni. Tutti i movimenti sono legittimi e ognuno è libero di dire tutto ciò che vuole. A me non piacciono i movimenti che nascono dal rancore o che nascono contro qualcuno. Oggi servono movimenti politici che lavorano per il territorio e non contro il politico di turno. Prima del Veneto è così, me ne dispiace perché tra l'altro sono persone che conosco, però ripeto, i partiti non possono nascere dal rancore e contro qualcuno.